Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di Sette in Punto. Quest'oggi ci occupiamo di arte, di musica, di creatività, di novità anche. Lo facciamo con due ospiti gentilissimi e famosi che ci sono venuti a trovare. Patrizio Roversi lo conosciamo tutti come volto della televisione, dell'arte, dei viaggi, della buona cucina, Ecco, dello slow. arte è la prima volta. Ah, Cucina, televisione, viaggi, vabbè, ho fatto i miei danni. Ma qui per me è un esordio, partecipare a una installazione artistica. Ecco, ha spoilerato subito l'argomento in installazione artistica e difatti con noi c'è Mietta Corli che ha fatto una lunghissima carriera come artista nel campo della sperimentazione, dell'utilizzo di diverse forme espressive e si sperimenta proprio con una video installazione in cui Patrizio Roversi sarà una parte centrale che adesso andremo piano piano a svelare, che si ispira niente meno che all'opera di Henri Matisse. Questa video installazione sarà visitabile, quindi è un posto dove si entrerà, si cercherà di entrare in contatto al piccolo teatro di piccolo teatrino, scusate, di Palazzo Grassi a Venezia il prossimo 28 febbraio. Quindi insomma, questi sono gli ingredienti. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie a voi. Allora, iniziamo proprio da lei, perché spiegare che cos'è oggi l'arte, come un artista può raccontare, non solo nella bidimensionalità che era di Matisse, ma raccontare utilizzando diverse forme di arte è bello, no? Ti dà la possibilità di esprimerti a tutto tondo. Ma in effetti ha toccato un tema molto interessante oggi che è il crossover, cosiddetto, dove vari linguaggi si intersecano, si fondono, si sposano. A Matisse sicuramente questo sarebbe tanto piaciuto perché, allora partiamo dall'inizio, la video installazione che andrà in scena al Teatrino di Palazzo Grassi si rifà a questo album che è l'album Jazz, lui l'ha intitolato Jazz, che ha composto verso la fine della sua vita, tra il 43 e il 45, in piena guerra, tra l'altro, malato, con la moglie e la figlia che erano attive nella resistenza e a un certo punto viene a sapere che sono state arrestate. Quindi una situazione di oscurità, eppure lui è riuscito a creare questo album che forse è una delle cose più colorate che esistano. Esatto. Queste tavole coloratissime. Questo è un'esplosione di vita, un'esplosione di vita e di colori. Allora, intanto bisogna dire una cosa, che lui non voleva farne un album. L'album l'ha deciso il suo carissimo amico Teriad, editore, però lui aveva la preoccupazione di saturare l'occhio mettendo troppe tavole una dietro l'altra, e quindi gli è venuta questa idea di inserire la sua calligrafia, dove lui ha raccontato pensieri vari che non c'entrano con le tavole, ma tutti relativi all'arte, un pittore, come vede la vita, come guarda le cose, cioè, quindi bellissimi da leggere, in modo da creare degli intervalli visivi, li ha chiamati lui così, o anche, e qui subito riferimento alla musica, che facessero da sfondo musicale alle sue tavole. Bellissimo. E quindi come si inserisce anche dal punto di vista proprio di come vorrà interpretare questo ruolo così importante di un Matisse che alle prese con una situazione personale così difficile, la fine della vita, i parenti imprigionati, e però con questa voglia di vivere e di improvvisare, perché è questo anche il tratto principale di questa corrente artistica, il fatto di buttare sulla tela, in questo caso anche tagliuzzandole, con dei collage speciali, le proprie emozioni, la propria voglia di vivere. Come sarà? Allora, Mietta viene da me e dice: ma tu assomigli molto a Matisse.
L'ho presa larga. E poi però mi spiega meglio, allora Matisse in quel momento era alla fine della vita, era sulla carrozzella, era ultra ottantenne, io dico ma vai, che Beh. complimenti, è perfetto, va bene, no ma in realtà guarda... Ha cercato di accattivarla. Sì, cioè, vabbè. No, poi l'ha un po' aggiustata dicendo no ma anche Matisse era un improvvisatore come te, dico sai che differenza, voglio dire, stai parlando di un genio del Novecento, vabbè, pazienza, ho fatto finta di crederci. A parte gli scherzi, in realtà nell'installazione che è stata concepita, pensata in anni, perché quest'idea che lei ti ha riassunto in poco tempo, cova dentro la testolina di Mieta Corli da anni, decenni, perché la sperimentazione ho scoperto che è quella lì, sai, io vengo da un altro campo, da un campo più immediato. La no? televisione ha un altro linguaggio, diciamo. Diciamo. Noi produciamo oggetti di consumo. Ecco, invece la sperimentazione artistica richiede anche a parte gli scherzi, una partecipazione emotiva e profonda. Comunque, Ed è creazione a tutti gli effetti, ecco, e quindi si infila, diciamo, in un altro momento che è proprio... E devo dire che è molto interessante vedere, no? Come il suo metodo, perché noi facciamo un mestiere che potrebbe sembrare simile e parallelo, in realtà è molto diverso. Io davvero vivo di improvvisazione, vivo di chiacchiere, vivo di riprese montate al volo, insomma, siamo in una televisione e tu mi capisci. Mentre invece, ecco, questo tipo di comunicazione artistica passa attraverso dei processi davvero diversi. Quindi per me è molto interessante, la funzione che ho è molto semplice, e cioè con la mia presenza fisica, solo fisica, perché non apro bocca, questa è una cosa che mi pesa molto, devo dire, ma insomma, vabbè. A me piace molto questa idea che hanno avuto a Veneto Jazz, in questa rassegna che si chiama Jazz End, perché effettivamente manca un po', no? Questa contaminazione, la contemporaneità del far dialogare le arti tra di loro. La musica non basta più a se stessa, c'è bisogno di mostrarla, e per raccontare l'arte non bastano le parole, non basta la musica, non basta il gesto, no? Ci vuole tutto, quindi guarda, è infatti, l'emozione che non si può disegnare, no? Ma non è un caso che noi abbiamo già collaborato con Giuseppe Mormile, che è appunto il direttore di Veneto Jazz, anche in altre situazioni più teatrali. Facciamo uno spettacolo che si intitola appunto Oltre il petrolio, che è uno spettacolo in cui ci sono dei musicisti in scena dal vivo, mostriamo alcuni miei filmati di viaggi, e quello è un linguaggio teatrale, diciamo normale. Catalogato. Sì, esatto. Qui a me piace molto essere questa presenza che evoca la presenza di Matisse, ma in maniera molto, molto delicata, mentre per me è normale rivolgersi direttamente al pubblico che tenerlo Quindi lì. sarà in scena e cosa farà? Allora, a parte che mi dovresti dare del tu così imparo. Aiuto. Ma io ritaglio come faceva Matisse, capito? Questo è anche una grande responsabilità. Ho imparato a fare una serie di cose che in qualche modo assomigliano a quelle che lui faceva, ma sono là dietro delle trasparenze. Non immaginarti un palcoscenico dove c'è un attore, no, è una situazione diffusa in cui Mieta accompagna in un percorso, diciamo, i gruppi di spettatori. Un gruppo che più o meno di 40 persone. Che entrano in questa scena, quindi? Sì, entrano e la vivono. Tu appari. E io appaio, là, sì. Non come un fantasma, ma come una presenza reale e Ecco, lavorante. brava, no? Non come un fantasma, questo non mi piacerebbe, fare un fantasma. Allora, forse dobbiamo appunto far capire, questa è un'installazione che appunto potrà essere vissuta dalle persone, che saranno coinvolte in diverse maniere. Ci sono le musiche di Jan Garbarek, ci sono questi video, c'è lui, cioè è tutta un'atmosfera che si è creata intorno. Che cosa evoca e perché è stato costruito in questa maniera? Ma allora, devo fare una piccola premessa: la video installazione, questa che spero veniate a vedere al Teatrino Grassi, è una parte del progetto. Il progetto è uno spettacolo teatrale
quindi o su un palcoscenico o su un altro ambiente, in un altro ambiente, ma questa è una videoinstallazione, quindi è stata pensata come una cosa che vive da sola, che viene attraversata dal pubblico, ma forse la mia debolezza di professione teatrale mi ha fatto mettere un interprete dentro, perché di solito le videoinstallazioni non hanno interpreti, vanno dalla mattina alle 10 fino alle 11 di sera, uno entra quando vuole. No, qui si entra a un momento preciso e c'è un interprete che fa una parte, che in questo caso è il protagonista, Matisse. Ecco, ci saranno appunto dei momenti in cui si potrà visitare questa videoinstallazione, così li dico per il Sì, pubblico, certo. dalle 16 fino alle 21 ogni ora, mi sembra, sì. si potrà entrare in questo percorso visivo. Sì. E tra l'altro l'emozione che si vive è bella, perché Matisse, abbiamo raccontato all'inizio, ma ancora vorrei sottolinearlo, lui, la sua opera famosa, le sue opere sulla danza, il colore, Sono come altre, quelle famose. sono gioia, Sì. sono vita, quindi Sì. anche in questo caso penso che l'ispirazione sia legata a tutto questo, al circo, alle cose... Ma guarda, lui nasce da sempre con questa joie de vivre che la nominerà dal primo giorno della sua vita fino all'ultimo. Però nasce come un pittore vero, è il fondatore del gruppo dei Fauve, è un espressionista a tutti gli effetti, cioè il colore, a differenza... Tommaso Montanari lo chiama l'ultimo degli impressionisti, però secondo me è vero, verissimo, è il passaggio lui, è il primo dei grandi espressionisti, quindi il colore è la cosa fondamentale e qui lo dimostra ancora di più volendo, cioè uno guarda la danse, guarda la joie de vivre, guarda tutti i suoi quadri più famosi, esplosioni di colore, ma qui lui fa una cosa particolare, non potendo più dipingere stando in piedi, si fa dipingere dai suoi assistenti dei grandi fogli a tempera con i suoi colori, questi non sono colori da tubetto, sono i suoi colori, e poi con delle forbici lunghe così comincia a ritagliare dentro, senza un disegno sotto. Lui disegna con le forbici e dice: entro nel colore come uno scultore entra nella materia. Questo è molto significativo. Poi vuoi sapere un'altra parola che ho imparato? È site specific. Site specific. Non sapevo cosa volesse dire, però vuol dire che lei ha allestito questa cosa proprio reinterpretando gli spazi del teatrino di Palazzo Grassi, che è un posto stupendo, bellissimo, fatto da un architetto visionario. Grande archistar giapponese Tadao Ando, con uno spazio molto articolato, no, non è tanto articolato quanto molto complesso da leggere, perché le pareti sono tutte curve, storte. Se mio padre geometra l'avesse visto, avrebbe detto: beh, ma qua c'è uno matto, cosa fa? È storto! Eppure la sua magia. Sì, allora... Mietta Corli nasce con laurea in architettura, quindi diciamo che ha coniugato in questa installazione tutte queste... Tutto, però il video è forse la cosa che mi sono permessa di aggiungere, perché la danza c'era già, la pittura, la musica, la letteratura. Ho aggiunto il video, che è la mia ricerca e che spero che a Matisse sarebbe piaciuto, perché entra nella materia anche il video come voleva lui. E poi dobbiamo parlare per forza anche della musica di Jan Garbarek, che per forza, perché è una componente essenziale anche di questo viaggio che si fa all'interno di quest'opera, e del fatto che si chiama Jazz l'album. Sì. Che jazz erano appunto questa corrente, perché non voleva nemmeno fare i disegni preliminari, ma improvvisava sulla tela, quindi ha quest'animo jazz che quindi è ridondante appunto anche in questa installazione. E veniamo a Jan Garbarek, che è una artista quasi del silenzio, nel senso che il suo suono lunghissimo, penetrante, ci riporta ai paesaggi del nord Europa e al silenzio. Come entra in questo luogo così colorato, dinamico, vivo. È anche un artista però che ha lavorato tantissimo con tutti, dall'India al Pakistan, l'Africa, esatto, quindi... Ma allora, al di là del fatto che come Matisse anche Garbarek è un mio grande amore,
Il come sono riuscita a metterli assieme, questo lo giudicherete voi, ma il perché? Perché ho seguito queste cose che diceva Matisse al suo editore, e cioè attenzione a non saturare troppo. Lui lo diceva visivamente, ma io ho pensato anche al suono. Il jazz che ascoltava Matisse negli anni 40 era un jazz densissimo, che è proprio quello di quella sua epoca che lui amava, ma non credo che sarebbe andato bene in questo caso. Allora, per assurdo, ho pensato, ci vuole una musica rarefatta, ci vuole una musica che ha spazi dentro, che vengono colmati da questa forza del colore e delle forme. Garbarek è stato il primo pensiero, perché è un nordico e quindi non ha niente a vedere con la mediterraneità, la solarità di Matisse, è lunare, io lo definisco sempre lunare, però si sposa in una maniera, per me, poi dopo voi direte, perfetta, perché negli spazi vuoti entra Matisse, nel colore entra il sax, qualcosa... Molto bello. Poi questo non è il primo esperimento, perché il video che vediamo è fatto da una installazione precedente in Francia, quindi qual è stata la reazione del pubblico? Un po' entrambi, chiedo questo. Sì, i francesi sono molto più aperti e preparati di noi al crossover, alle discipline che si incrociano. Un emblema. Sì, poi vabbè, là eravamo avvantaggiati. Matisse lo conoscevano proprio tutti. Anche qui credo che a Venezia non avrete di queste preoccupazioni. No, Comunque nasce da un'esperienza didattica. Questo nasce da un'esperienza didattica, perché insegno a Parigi in questo centre de formation che si chiama CEPTS, Centre de Formation Professionnelle ou Technique du Spectacle. Tengo un corso sull'uso del video in teatro e quindi ogni anno alla fine del corso ci permettono di fare un atelier e io devo fargli fare tantissimi video, proprio che loro ma sempre legato a un interprete, a una scena teatrale, alle luci, quindi si devono relazionare, non è il video puro. Certo. Quindi diciamo che in questa nuova versione è un po' più l'allievo lei, che segue le istruzioni del maestro. No! Ah, guarda, ma direi peggio di allievo. No, lui ha dato anche tanti... Sono un oggetto scenografico. Tanti contributi. Però si movente, nel senso che... Ma con una certa indipendenza, credo, però, dell'interpretazione. No, vabbè, adesso ho fatto gli scherzi. Io, chiaro, mi incanto, no? Perché, ti ripeto, è un processo creativo che ti affascina proprio perché parte dalla ricerca, parte da tutta una serie anche di tormenti che io non ho mai avuto personalmente, no? E quindi cerco di seguire e di interpretare. Alla fine entro dentro nell'atmosfera dell'installazione, ammetto e confesso che mi commuovo tutte le volte a vedere alcune immagini di Matisse, a sentire questa sintesi tra le sue immagini e la musica di Garbarek. Sì, ti prende, e incredibilmente mi prende tutte le volte, capito? Ecco, se non mi prende anche un crampo alla manina perché devo sempre ritagliare, direi che è una bella esperienza. Una bella esperienza, dicevamo la prima volta che a confronto con la materia artistica, quindi diciamo che si può aprire un capitolo nuovo in questa... Però se posso dirti una cosa, c'è stato un grande arricchimento anche da parte mia, perché io ho capito, dopo aver naturalmente fatto un errore, che lavorare con Patrizio vuol dire improvvisare, non fare una regia. Cioè, io ho abituata a fare la regia, a dire tu fai questo, tu fai quella. Regia di opere liriche. Sì, poi cioè, anche il braccio, alzi il braccio destro quando c'è l'accordo, tutto così, no, proprio niente affidato al caso, zero improvvisazione. Terribile. Però ho capito molto presto che con lui non ce l'avrei mai fatta, perché non fa mai 2 volte la stessa cosa. Allora mi sono posta dall'altra parte, ho spostato la telecamera e cercare io di entrare in quello che lui improvvisa e tentare di legare delle idee che magari erano precedenti con l'improvvisazione. Infatti il primo lavoro che abbiamo fatto non funzionava per niente il nostro rapporto e poi abbiamo capito, e adesso devo dire che lui dà moltissimo a questa installazione proprio grazie
alle sue improvvisazioni. A volte mi accorgo che sta ritagliando delle cose stranissime che si vede gli sono venute in quel momento, come avrebbe fatto Matisse, no? Insomma, adesso, come avrebbe fatto Matisse è impegnativo. È impegnativo, Però vabbè. insomma è entrato nella parte completamente. Assolutamente. E autonomo. Matisse è entrato all'interno di questa installazione effettivamente ispirandolo evidentemente anche in questo ruolo. Ma dicevate che questo è un percorso, no? Che sarà anche poi un'esperienza di didattica, così. Cosa state architettando? No, dove vi sta portando questa nuova esperienza? Un progetto teatrale che è a metà tra un film, un video, un film e uno spettacolo teatrale. Quindi c'è dentro, questo è proprio il cuore, l'installazione entra già in quel linguaggio lì, dove però oltre a Patrizio ci saranno dei danzatori, perché la danza è un altro dei temi fondamentali di Matisse. Ci saranno dei danzatori, ci sarà un attore che parla, perché interpreta Louis Aragon, che è stato il più grande amico di Matisse, andava a trovarlo tutti i giorni a Vence, quando lui è sfollato da Nizza perché sono arrivati i tedeschi. E ha instaurato un bellissimo rapporto con Matisse, anzi nel progetto teatrale c'è questa cosa che lui andava da Matisse perché voleva scrivere un romanzo, un libro su Matisse, ma non gliel'aveva detto e gli diceva sempre: mi piacerebbe farti un ritratto letterario, e lui, Matisse, non è che facesse molto caso a questo, ma non si era accorto che ogni pomeriggio che lui andava Matisse gli faceva dei ritratti disegnati. E quindi alla fine questo libro si è fatto e ci sono dentro 250 ritratti di Matisse. Bellissimo. No, allo specchio, no? Un reciproco ritratto. Fantastico. Se posso, cioè, Assolutamente. tu penserai che lo faccio per ringraziare i nostri sponsor, ma no, perché in realtà tu chiedevi prima che sì. prospettive ci possono essere. Sì. Allora, a parte che abbiamo messo insieme due sponsor che sembrano uno portato da me e l'altro portato da lei, eccetera, perché uno sponsor è un famoso formaggio veneto, giusto? Sì. Aiutami, Piave. il formaggio Piave. Sì. Ma è coinvolta, diciamo, anche una fondazione. Fondazione Villa Salus di Mestre. Perché? Perché questa fondazione si occupa di vecchiaia attiva e quindi l'esempio di Matisse, che è l'esempio più lampante di vecchiaia attiva e irriducibile, è un elemento in cui l'arte coinvolge su un tema che è proprio quello lì, che è lo stesso sul quale si applica la medicina e la scienza. Quindi in qualche modo collaboreremo. Cioè questo tipo di intervento probabilmente lo faremo l'arte anche che cura, ma in sempre altre, cura sì, l'arte, a qualsiasi situazioni. età. Quindi l'installazione è adatta a un pubblico, diciamo, dai 2 ai 99 anni, anche oltre, diciamo. Sì, sì. Oh, beh, non c'è, Il su non c'è limite. Il su non c'è limite. Il su non c'è limite. E credo che sarà per tutti una bellissima esperienza. E io li ringrazio veramente di essere stati con noi, Patrizio Roversi e Mietta Corli. Non abbiamo dimenticato nessuno, ho visto che c'è la collaborazione dello storico dell'arte Tommaso Montanari, e lo vogliamo ringraziare in conclusione di questa puntata per il contributo del storico che sicuramente ha dato alla realizzazione dei testi. Che dire, in bocca al lupo, e noi vediamo l'ora di vedervi al piccolo teatrino di Palazzo Grassi, e seguite anche tutti gli eventi di questa rassegna Jazz End di Veneto Jazz, perché sono uno meglio dell'altro. Adesso vediamo se vi riesco almeno a dire qualcosina dei prossimi eventi. Aiuto, vediamo cosa c'è. Guarda, c'è un sito bellissimo dove potete... Esatto, non li sappiamo a memoria. Dove potete guardare. Le contaminazioni sono all'ordine del giorno. Vi verremo a vedere. Vi aspettiamo. Grazie. In bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a voi, noi ci vediamo domani. Buona giornata, arrivederci.